correre. Allora aspettate un attimo, signora non tirate ancora. Prego, tirate ancora. Fermi così, guardate noi, aspettate. Guardate sempre noi. Un attimo. Uno, due, via. Fate una stretta di mano. Aspettate. Avete da fare una stretta in mano, no? Uno, dovete preparare un caffè, dovete bere un caffè qua. Fate i complimenti con il caffè. Guardate noi. Oh, così va bene. Perfetto. 500 euro al regista. Così poco. Dai qua su, Forza, Nello! Vieni! Questa è l'ultima cosa, facciamo un'altra cosa, dai, abbiamo finito. Diana! Vieni qua, Diana! Mariano, subito, dai, prima, taglialo, Diana! Le donne lo facciamo. Ma il cardinale non viene? Diana! Anche il cardinale non viene. Segui il cardinale. Diana, vieni! Nell'ANSA era previsto. Vabbè, mandiamo i tanti saluti al nostro cardinale. Va bene? Maria, non Maria. Dai, portiamo lungo. Allora, Aspettate sempre il nostro 3, altrimenti viene male. No, la faccia no, ragazzi. Uno, due, via. Fai la porzione, sporzioniamo, andiamo. Allora, aspetta un momento, che mamma fa un attimo con noi una battuta perché mentre loro sporzionano noi ci portiamo avanti con di qua. Qua, davanti alla vetrina. Con calma, la facciamo Siamo tutti? Sì. Allora, uno dei posti più visitati dai turisti e dai napoletani, la sala del Gambrinus dedicata al grande Totò. D'altronde penso che Totò non poteva mancare qui al Gambrinus. Come grosso amante del caffè, nonno beveva quasi 5-6 caffè al giorno.
e comunque è un altro dei luoghi storici di Napoli, per cui come lui fa parte della storia di Napoli, anche il Gambrinus fa parte della storia di Napoli. È bello vedere nonno in ogni parte di Napoli. Oggi sono passati 50 anni e nonno sta in ogni angolo di Napoli. Dovevamo aspettare però i 50 anni dalla sua scomparsa per tutti questi riconoscimenti, un po' tardini. Meglio tardi che mai, ma comunque non è questo, cioè Totò dal suo pubblico è sempre stato amato. Sicuramente oggi a 50 anni c'è un grande fermento intorno a lui. Forse penso che dovrebbe far parte del Guinness dei primati, forse per tutti gli avvenimenti che si sono tenuti in suo onore. Come prendeva il caffè, Totò? La mattina presto. Non si doveva parlare perché lui la mattina non amava che si chiacchierasse, per cui in silenzio a casa nonna Nannina gli portava la tazzulella di caffè in camera. Ma del Museo della Sanità ancora nessuna notizia? Prima o poi qualcosa uscirà fuori, anche di che. Adesso aspettiamo. Senta, ma per lei portare un cognome del genere, sente l'eredità così forte? È una responsabilità. È una grossa responsabilità, ma è anche un grosso piacere, nel senso, ecco, io sto scoprendo nonno giorno per giorno perché mi sono avvicinata a lui in un'età matura per portare avanti tutta l'attività che ci ha lasciato, per cui ho costruito l'anno scorso questa associazione a nome suo e diciamo una delle un fiore all'occhiello per me è la mostra che abbiamo portato qui a Napoli, per cui piano piano spero di riuscire a recuperare tutto il patrimonio che mio nonno ha lasciato e di continuarlo a far conoscere anche soprattutto la patrimonio. Ma tantissimo sta facendo perché la figura di Totò, oltre che ricordare qui a Napoli, ha acquistato peso un po' in tutto il patrimonio, il panorama. Assolutamente, però diciamo, il fermento sta su Napoli. Grazie.